Bene, buonasera. Cominciamo con questo convegno di oggi nell'ambito delle giornate europee del patrimonio. Noi stiamo per parlare con Virginia Borin e Mili Ponce del progetto Ernesto Sì Esiste. Questo lo stiamo registrando prima, ma le giornate saranno 28-29 di settembre e questo lo metteremo in onda appunto venerdì 27. Presenterò subito Virginia Borin, che è una nostra socia e membro del direttivo dell'Associazione Veneta di Rosario, Emily Ponce, la sua socia, autrice del libro Ernesto Sì Esiste, e io darò la parola a loro perché così spiegano bene di cosa si tratta. Virginia, buongiorno per noi, buonasera per la gente che ci sta ascoltando. Come sei entrata in questo progetto? Qual è stato il tuo ruolo? Come hai conosciuto Mili? Poi chiederemo Ciao anche a, Mili come, come ha creato questa idea. ciao a tutti, io farò lo meglio con il mio italiano Sì, sì, perché va è bene. tanto tempo che non parlo italiano. Ma questo progetto è un progetto che comincia quando Mili e io a Mendoza nos conocimos, come si dice, we met Ci siamo each other. conosciute. Siamo conosciute e Mili mi ha detto: "Io sono autrice e ho un racconto sul un elefante, rosso, che, parla sul bullying, propriamente, le identità di genero e altri temi, discriminazione". E gli ho detto: io sono illustratrice, non ho fatto mai una illustrazione professionale, ma se io leggo, si dice così? Leggo il Sì, racconto e mi piace, forse posso illustrarlo. Allora l'ho letto e mi è piaciuto tantissimo e ho fatto la prima illustrazione che dopo vediamo, sulla presentazione, mm, e quello racconto illustrato, ha diventato in un è progetto diventato e il racconto ha diventato, ehm, in un risorse in una risorsa, sì. dentro del progetto che, l'obiettivo del progetto è riducire ehm, Ridurre, scusa, ridurre, ti correggo. i casi de bullying nel mondo, perché questa è una problematica mondiale e c'è relazione con gli obiettivi di sviluppo, mondiale, globale. Ehm, Quando tu mi dici io condivido la presentazione. Sì, prima chiediamo, salutiamo Mili, saludamos a Mili, lei parla in spagnolo ma tradurremo un po'. Mili, come, o sea, come è sorta questa idea di lavorare con il tema del bullismo? Se tu avevi già sviluppato altre idee relazionate anche con la tematica, si vos, ¿cómo te surgió esta idea de trabajar con esto del bullismo? Si ya habías hecho otras cosas parecidas con la misma temática o a lo mejor cosas que nada que ver. In ¿Cómo salió este realidà, libro? buon dia, buongiorno, Buongiorno. buonasera per tutti. Io non parlo italiano. Em, la verdad es que yo soy narradora oral y este cuento, esta historia surgió primero como un cuento de la oralidad. Mi ahijado, Gonzalo, estaba seleccionando juguetes para donar y como sabe que soy narradora oral y que trabajo con las infancias y las familias, me trajo un títere, un elefante rosa, y me dijo, toma, te lo regalo para que le cuentes cuentos a otros niños. Y yo me vi como en el desafío de crear una historia y fui armando esta historia del elefante rosa de a poquito,
Primero pensando en la identidad de género, en la perspectiva de género, y finalmente después dándole mucha vuelta y viendo cómo sucedía la historia, finalmente descubrir que todo eso está ligado y atravesado por el bullying y el acoso. Así se creó Ernesto. Perfetto. Bueno, spiego brevemente. Quindi Ernesto è un libro che è sorto da un'idea che proprio è sorta da un figlioccio, Gonzalo, che le ha regalato un pupazzo di un elefante rosso perché lei ha lavorato sempre narrando, diciamo, racconti dell'oralità orali e quindi Gonzalo ha regalato a lei un elefante rosso che aveva nella sua camera e le ha detto appunto di creare qualche storia e di raccontarla agli altri bambini, ragazzi, su questo elefante. E quindi lei così ha scoperto che raccontando questa storia era tutto attraversato dall'identità di genere e anche soprattutto dal bullismo. E quindi così è sorto questo libro di Ernesto Si Existe, più o meno. Gracias. Bene, ok, allora, un po' l'idea di questo incontro, voi avete adesso che il libro è già pubblicato in formato digitale, vero? Anche le giornate europee del patrimonio prevedono questo tema dei prodotti digitali e dei viaggi, no? Patrimonio in cammino si chiama la tematica di quest'anno e appunto pensavamo da Wigwam Rosario, dell'Associazione Veneta di Rosario, che questo è un tema molto importante perché è un patrimonio, in questo caso anche orale, che si è trasmesso tramite un libro digitale e che voi volete appunto portarlo in Italia. Virginia, ci puoi raccontare qualcosa? Sì, io posso dire anche che questo patrimonio in cammino per me è un'opportunità molto interessante perché io sono scelta in due opportunità. Sì, Il plurale di opportunità è opportunità. sì, Va bene. Ehm, prima volta per andare a Torino e dopo a Vicenza, per una borsa di studio che mm. l'Italia, offriva, Offriva? Sì, perfetto. perfetto, ai figli o nipoti di migranti italiani nel mondo. Allora io sono scelte 2 volte e sempre quando ritornavo, ehm, io pensava: "Come potrei fare per ritornare per ringraziare quello che ho vissuto nell'Italia". Questo io posso adesso parlare non molto bene, ma posso parlare italiano perché per quella possibilità che l'Italia Ti mi ha ha dato. dato. Mi ha dato. Sì, sì, ti ha Allora, dato. io penso che ho creato con Mili un progetto che forse può essere di Può aiuto, servire in Italia. nell'Italia, nelle famiglie, scuole, e dico penso che è nel cammino, di ritorno, può essere, valioso, non lo so come dire. Sì, sì, molto, sì, sì, importante questa Importante, e per contribuire, me sì, eccole qua. Per me personale, per me è una forma di ritornare, di un po' ringraziare quello quello che di l'Italia ti ha dato. ringraziare e anche stiamo portando nostra cultura, nostra non solo, portando all'Italia nostra cultura, l'autrice, l'illustratrice, ehm, sino arte che per noi è la maniera di espressare o Esprimere? elaborare il risorse
per lavorare con la famiglia, scuole, come ho detto prima. Sì, sì. Ehm, Di cosa si tratta il progetto? Voi mi avete detto che volete presentare appunto questo libro a un progetto dell'ambasciata argentina a Roma. sì, perché, non lo so, Mili, tu vuoi, spiegare questo della Casa de Argentina in Roma? Bueno, gracias. En realidad es una propuesta que está haciendo la Casa Argentina en Roma para artistas argentinos que propone justamente postularse en diferentes disciplinas artísticas que puede ser tanto música como literatura, escultura, pintura, diversidad de artes, montaje de obra teatral, que va a estar acompañada con el patrocinio de la Casa Argentina en Roma. Y entonces esta posibilidad, esta apertura de postulación será a partir del mes de septiembre para que esto suceda con los artistas seleccionados el año próximo, en el año 2025. La Casa Argentina en Roma propone justamente el lugar y todo el acompañamiento de difusión y de presencia para que la obra llegue a Roma y esté en exposición y se suceda toda una serie de presentaciones. Esa es la propuesta. Así es que a nosotras nos parece como realmente una oportunidad que estábamos buscando desde el año pasado con otro programa que se llamaba Argentina Exporta Cultura y finalmente, bueno, este año ha tomado esta forma, así que estamos muy atentas para poder postular y nos interesaría mucho llegar con Ernesto, por supuesto, a hacer un landing en Europa de la mano de las organizaciones que nos acompañen y por supuesto en la Casa Argentina en Roma. Traduzco brevemente. Allora, c'è questo progetto, questa convocatoria, questo bando della Casa Argentina di Roma, che appunto c'è un bando per artisti di diversi generi, diciamo pittura, scrittura e diverse arti. Per l'anno prossimo, scade adesso a settembre, ma sarebbe per presentare queste proposte artistiche in Europa, specificamente in Italia, e quindi loro vogliono presentarsi con Ernesto Si Existe a questo bando che appunto volevano dall'anno scorso presentarsi e adesso anche grazie all'appoggio, all'aiuto di diverse organizzazioni, tra le quali speriamo ci sia l'Associazione Veneta di Rosario, eh, possono presentare questo libro. Questo prevede anche una traduzione all'italiano, no Virginia? Sì, 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 Bene. aspetto che possiamo farla pronto. Sì, appunto dobbiamo dire che se ci sta ascoltando, Angelo Di Lorenzo è un Padovano. italo-argentino, ma è nato in Italia, a Padova, e abita da 5-6 anni a Mar del Plata. Lui fa come mestiere il traduttore, noi abbiamo inviato il libro in digitale, lui si è subito impegnato e anche emozionato perché gli sembra una proposta molto, molto interessante, quindi lui vuole far parte di questo progetto e quindi speriamo, sì, nei prossimi giorni di avere la sua conferma, ma praticamente possiamo dire che avremo la traduzione in italiano e poi si deve aspettare, no? C'è una giuria, hay una, diciamo, un Sì, jurado che decide. sì. Mh-mh, Ah, sì. ok. Mh-mh. Bene, Virginia, vuoi che mostriamo le slides? Sì, Così potete conoscere il progetto di qua. Ernesto. Ecco. Lo vedete? Si vede? Sì, sì. Perfetto. Bueno, già, qua abbiamo l'elefante rosa, questa è la presentazione, la illustrazione, il dipinto si dice, mi sembra. Sì, sì, il dipinto. Il dipinto che
rappresentativo del nostro lavoro. Una questione, una domanda, scusa. ¿Tú has visto il pupazzo, el elefante? ¿Viste il muñeco o lo hai Ma lo abbiamo, immaginato? aspetta che Mili lo ha Che è a casa. l'originale? Sì, che no, non è lo Bene. stesso Ah, immagine, ma sì. e anche, ti dico, ho fatto l'illustrazione di Ernesto senza conoscere il Ah, pupazzo. appunto. Io non sapevo. No, 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 no. Bene. Io proseguo qua, Ahí está aspetta. Ernesto. No. ¿Sí? Questa è l'ispirazione di Ernesto no, anche ma è il L'originale. pupazzo dell'ispirazione per il racconto. Mh-mh. Ah, benissimo. Ma il colore si è rispettato. Sì, È stato sì. rispettato. Va bene, andiamo. C'è una frase, non lo so se un quote, non lo so come si dice, Sì, una che frase, un bene, riferimento. che qualunque sia il tuo colore, fallo valere. Quella è la frase che c'è sempre con Ernesto, sì, esiste, sempre. Allora, chi è Ernesto è l'elefante rosso che comunica contro un referente. Noi vogliamo che Ernesto sia un referente contro il bullying, che vediamo Ernesto e sappiamo che lui sta parlando sul bullying, va? E anche per noi è molto importante che Ernesto, forse cerca di creare lo spazio di conversazione. Quando Ernesto, arriva a una scuola o alla famiglia, abilita, crea un spazio di conversazione, di trasformazione. Io sto con la mia ragazza qua, c'è 5 anni, così. Molto interessata a Questo Ernesto. sì. Sì, Dopo, gli obiettivi, sono aumentare la consapevolezza su questo problema, perché ci sono tante adulti anche che non sai molto non bene come sanno si lo cos'è il fa. bullismo. Va bene, perché noi quando parliamo sul bullying, noi subitamente immaginiamo, a un ra ai ragazzi, ma qua il bullying c'è anche negli spazi adulti. Dopo creare spazi sicuri di ascolto, contenzione e accompagnamento e formare insegnanti, educatori, genitori, su questa Educatori tematica. sanitari. Bene. Bueno, tu hai detto che abbiamo l'ebook, ma anche abbiamo il libro fisico e l'audiolibro. E l'audiolibro Mhm. e il libro digitale sono, risorse, senza costo. Ehm, Ah, ok. E sì, dove sì. si possono trovare? Su internet? Mh-mh. E lì nell'Instagram di Ernesto si chiama Ernesto sí existe in spagnolo si scrive. Sì, Non lo sì, so se sì. tu scrivi in italiano si appare, non lo so. No, comunque lo metteremo sui commenti del nostro canale YouTube. Per quelli che stanno ascoltando o vedendo questa trasmissione, metteremo sui commenti il sito web per poter scaricare tutti i materiali gratuiti. Perfetto. L'audiolibro c'è lo abbiamo in spagnolo. Va bene. E dopo molto importante sapere che nel libro anche include il quadro concettuale, e attività pratiche. Questo è per lavorare nelle scuole, per esempio, la docente con gli alunni. Sì, soprattutto Bene, nelle scuola. Sì, 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 sì. perfetto. Bene. Yo tengo acá, si Mh-mh. querés, como para hacer una pasadita por el libro físico, Ah, ok, que possiamo está vedere. acá. Este es Sì, Ernesto, este es el libro físico con las maravillosas ilustraciones de Vir. Y lo que Vir plantea es justamente sobre el final del libro,
tenemos lo que llamamos nosotros aquí las actividades para la reflexión, ¿no? Entonces, Chiaro. acá estamos. Risorse per la riflessione sarebbe sul finale del libro, per lavorare in aula con i ragazzi, perfetto. Sí, acá lo que tiene también es el material, es como todo lo que es conceptual para los adultos, qué es el bullying, qué tipos de bullying hay, qué Ci acciones sono i tomar sobre el bullying. concetti, sì, anche per lavorare con gli adulti su cos'è il bullismo e tutto quanto, bene. E attività per fare in aula, per Finalmente, esempio. las actividades para jugar en aula o en casa, porque son muy divertidas, así que las pueden trabajar Ah, en aula sia o en in familia. scuola che anche a casa tra adulti e bambini, perfetto. Así que este es todo el compendio, todo nuestro libro físico que está replicado en electrónico. Bene. Quindi nella versione digitale potete trovare è lo stesso, praticamente la stessa Lo edizione. stesso, lo stesso, lo Perché lo stesso. lo porterete in Europa? Bene, per condividere il messaggio di culture di pace, per incoraggiare il coinvolgimento attivo degli adulti, generare spazi di conversazione, come abbiamo detto prima. E questo punto, l'ultimo punto, è molto importante per noi, che è accompagnare le famiglie di immigrati o espatriati che a causa del loro status di straniero soffrono diverse forme di discriminazione. Questo per noi è molto, molto importante. Noi sappiamo anche che in Italia c'è tantissimi immigranti e questa è una tematica che io penso Ernesto può Aiutare. aiutare a creare questi spazi di conversazione, soprattutto nelle scuole, soprattutto. Allora, ehm, no, cosa vogliamo anche ovviamente vogliamo che Ernesto, ehm, metta un come si dice in Italia? Sì, sì, metta un piede, Si dice così? sì, metta un piede, sì, penso di sì, ma sì, dia un passo, dia un Sì, passo, arrivi in Europa, in Italia sì. anche, no? Vogliamo, quello, ma vogliamo che Ernesto possa ingresare, in tutto il mondo. Ernesto come un referente mondiale. Allora, Italia è un paese, di più, ma anche noi abbiamo lavorato con Austria, che è il paese che ha finanziato la 700 si dice? Si 700, dice? 700 libri fisici sì, fisici. fisici, In e per cartaceo noi sarebbe il libro, in come? cartaceo, e il libro Perfetto, in impreso seria in cartaceo, sì, cartaceo. perfetto. E per noi è molto, molto, importante quella prima, empujón, push, di Austria. E nel mese di il primo giorno di agosto abbiamo ricevuto dalla Camera di Commercio di Svizzera, Mm. ehm, il primo, premio, non ricordo come si dice, award, Sì, un ehm, premio? per il progetto di impatto, sociale e diversità. Allora, abbiamo Austria, abbiamo Svizzera e noi vogliamo l'Italia. E io sono, nipote di immigrante italiano e ho il mio cuore in Italia. Abbiamo la La necessità. Ha problemi di connessione, Virginia.
Bene, è ver, rimasta se così, quedó sin sin segnale. conexión. Bueno, Bene, comunque proseguiamo. Sì, Virginia diceva che appunto, Sono qua, sono qua. ok, Ecco. benvenuta nuovamente. Piacere. Non Bene, lo sì, so. dicevamo che adesso avete già avuto il contributo dell'Austria e In Svizzera. la Svizzera e quindi manca solo l'Italia, essendo No, il anche prossimo è Italia, deve essere Italia. per forza deve Perché essere l'Italia. il nostro primo obiettivo, il Sì, principale, è ridurre i casi di bullying, ma questo, nello stesso tempo che Ernesto, sia conosciuto in tutto il mondo. Un obiettivo, grandissimo, sì, grandissimo. sì, appunto, ma sapete che le giornate europee del patrimonio si stendono in tutta Europa. Noi qua a Rosario, tramite Wigwam, la comunità locale Wigwam e l'Associazione Veneta di Rosario, siamo gli unici praticamente che possiamo organizzare queste giornate fuori dall'Europa perché siamo parte della rete Wigwam che può presentare delle proposte all'ufficio di Venezia della Commissione europea. E quindi questa attività un po' aveva anche lo scopo di diffondere questo vostro progetto, che sarà anche appoggiato dall'Associazione Veneta di Rosario, e quindi speriamo che tramite questo webinar, che sarà disponibile sul nostro canale di YouTube, in Italia si possa conoscere questa iniziativa e magari speriamo sia approvato questo progetto della Casa Argentina di Roma e così Ernesto arriverà, sarà un ritorno, no, delle nostre radici perché sarà un progetto argentino ma di origine italiana o solo argentina che ritorna in Italia. Mh-mh. Bene, Noi se noi noi possiamo un po' concludere, se volete aggiungere qualcosa, salutare. no, 2 cose. Sì, Per noi è molto importante la porta d'entrata, sì, ehm, ingresso, d'ingresso sul o per l'ambasciata. l'ambasciata argentina di Roma. Sempre per noi è molto importante. E dopo, le organizzazioni, che sono interessate, mettere il logo sul libro per un'azione di responsabilità sociale imprezzaria, Imprenditoriale? sì, aziendale. Aziendale sì Ques anche? questo è anche un risorse per lavorare nelle organizzazione? Sì, Così va nelle bene? organizzazioni. Perfetto. Sì, sì, penso anche che può servire per lavorare all'interno, perché Mh-mh. per esempio abbiamo tantissimi corsi di lingua e cultura italiana, abbiamo, sa, spazi di collettivi Mh-mh. dove si può anche insegnare Ernesto, Mh-mh. no? Mh-mh. Certo. Bene, Mili, vuoi dire qualcos'altro? En ¿Te principio, agregar algo? mi agradecimiento total y absoluto por este espacio y por la intención, y el acompañamiento. Eso para nosotras es muy importante y sobre todo porque el acompañamiento no es hacia nosotras, sino que es hacia un proyecto y hacia una, casi diría yo que a una postura que tiene que ver con un impacto social muy fuerte. Estamos trabajando sobre derechos humanos, estamos trabajando sobre prevención y erradicación del bullying y creo que ese es el foco más importante. Entonces, el acompañamiento que en este momento nos están dando tiene que ver con eso, con trabajar para hacer un lugar mejor, que el mundo sea un poquito más amable y que nuestras infancias puedan crecer y puedan multiplicar un mensaje de paz
que necesitamos mucho y creo que estamos trabajando para eso. Por eso es tan importante que podamos ampliar el mensaje desde Argentina con todo el espacio geográfico que tiene Argentina y con toda la responsabilidad que tenemos porque somos un país que desgraciadamente estamos número 3 en el ranking con mayor cantidad de casos de bullying a nivel mundial. Y es tristísimo, preocupante y necesitamos empezar a trabajar seria y firmemente sobre eso desde Argentina, al interior de Argentina y para todo el mundo. Así que creo que es muy importante que nos estén acompañando y que por lo menos escuchen esta temática y por supuesto encantadas de que se comprometan con ella. Así es que eso es todo. Y aparte acá Ernestito los quiere saludar, Ci así que los saluta anche quiero saludar. Ernesto, il vero, l'originale. Dopo Bene, la- sì, no, dopo mi piacerebbe di condividere il ebook per mostrartevi eh, l'estetica che c'è ajá. e come si... Sì. Dale, ¿lo querés mostrar ahora? Adesso? Compartir? Ah, sì, 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 sì. sì, vediamo l'ebook che poi è disponibile anche gratuitamente su internet. Sì. Condivideremo il link. Adesso in spagnolo, dopo ti lo condivido in italiano. Sì, sì, tra un po' lo avremo la Un versione po'. in italiano. Certo. Bueno, qua abbiamo un poco per vedere l'estetica, i dipinti. Sì, Comin Sì, comincia con molto, dolore, non lo so come si dice dolore. sì, dolore. Ah, bene, bene, perfetto. Qua abbiamo la scena del bullying, con tutti i compagni facendo il bullying. Ah, ok. Non lo so se si Compagno di selva, di... ah-ah. Qua abbiamo Ernesto, è malato, ma non sappiamo se è veramente malato. Sì, sì, Mh. Triste. E c'è un personaggio che è la mononna, la mona mononna. una un animale molto, come si dice savia? Saggio, Savia. saggia, Saggia, saggia. perfetto. E che lo aiuta Ernesto. Così vediamo, questo è il luogo di nascita di Ernesto e abbiamo un risorse molto importante per Ernesto che è è una parola divina, è l'arco iris, non lo so come si dice, sì, lo so ma non ricordo. Come si dice arco iris? Arcobaleno, Arcobaleno, mi piace, mi piace. E baleno. l'arcobaleno Sì. per Ernesto è molto importante perché fa una, come si dice, un descubrimento. Una scoperta Una scoperta che tu devi leggere il libro per per sapere descoprire. qual è. Mh-mh. E qua Bene. abbiamo attività Le attività, per le risorse pensare. per le docenti. Qua un po' per condividere il risorse. En la frase de nuestro libro, en español, es una frase en rima y está hecha adrede porque las rimas tienen esa particularidad de poder enganchar y quedar en la memoria con mayor facilidad. Entonces, en español, la frase de nuestro libro, lo que la vieja mona monona le dice, es: sea cual sea tu color, haz que tenga valor. En la traducción al italiano creo que vamos a tener que buscar algo que también respete no solo el concepto, sino también la rima. Así que eso Claro. será parte del trabajo que tengamos que hacer. Sì, sì, sicuramente Angelo sarà in contatto con voi, così vedete bene, sì,
sono mestieri, sono los gajes del oficio del traductor, no? Sono le questioni Seguro. del traduttore che deve far coincidere il senso, no? Il senso del libro. Bene, se siete d'accordo, se están de acuerdo, finiamo questo webinar su Ernesto si esiste. Vi ringrazio, ringraziamo da parte di Wigwam Rosario e dell'Associazione Veneta di Rosario la vostra presenza, il vostro tempo. Questo ricordiamo che andrà in onda venerdì 27 settembre perché è quel fine settimana che saranno le giornate europee del patrimonio, sia in Europa che quelle che organizziamo noi a Rosario. E quindi vi auguro il meglio per questo progetto. Speriamo di poter contribuire anche come associazione e che venga approvato, così andiamo tutti in Italia con Ernesto. Grazie, un saluto della provincia di Mendoza. Dalla provincia di Mili, Mendoza io sono a Mendoza, Mili è a Buenos Aires, capital federal, e io a Rosario, quindi ed è molto federale tutto il webinar. Un bacio Mauro, grazie per il tempo e grazie per condividere Ernesto. bene, saluti a tutti, Grazie, alla prossima. adiós. Bye bye, ciao Gracias. ciao. Bene.